Con Annalisa Zorzettis assaggiamo lo schioppettino 2013 della linea Mio. Lo schioppettino nasce proprio per Poto. In un primo momento era quasi abbandonato, un vitigno difficile da coltivare in quanto il grappolo dello schioppettino è molto lungo e alato. Essendo molto lungo, l'ultima parte del grappolo rimaneva un po' non matura, per cui un po' più aspra, più verde. Ed è per quello che ad un certo punto si è cominciato a farlo leggermente appassire in pianta o raccolto nelle cassette. Poi con l'utilizzo corretto, imparare a gestire il legno e il vino in maniera corretta, si è ritornati allo schioppettino tipico. Lo schioppettino DOC è un vitigno comunque da pasto con delle sfumature molto speziate. Caratteristico al naso è il pepe nero, la punta di pepe nero. Questo invece è uno schioppettino 2013 della selezione della linea Mio, che ha fatto comunque 15 mesi circa di legno, maturazione in barrique, ha fatto affinamento in bottiglia. Siamo appena usciti da poco in vendita con quest'annata. Al naso la nota speziata risalta, come risalta la vinosità, fa subito capire che è un vino abbastanza importante, è un vino deciso, fa 13 gradi e mezzo di alcol, non è aggressivo, neanche a livello di impatto, si può tranquillamente odorare senza essere aggrediti da sta nota alcolica, sì, che in alcuni vini c'è. Sì, sì. In bocca è un vino deciso, caldo, con un tannino marcato, ma che non crea disarmonia. Tutto sommato resta un po' quella che è la caratteristica dell'azienda, cioè di fare vini molto equilibrati e armonici. Questo fa sì che lo schioppettino Mio riesca ad essere abbinato sia a piatti molto strutturati, degli stracotti, dei brasati, degli arrosti o della cacciagione, ma anche a dei primi piatti, tutto sommato, una lasagna. Anche con un semplice ragù, comunque. Oppure con degli insaccati tipici come il salame. Abbiamo assaggiato lo schioppettino della linea Mio, l'azienda Zorzettis, annata 2013.